degli indirizzi universitari di stampo scientifico, e tutto questo è nato perché questa squadra nasce dall'associazione Gate, e quindi è extrascolastica. I ragazzi si trovano al di fuori della scuola, provengono da tutte le parti del Veneto e ci troviamo a Padova per lavorare sul robot e sul progetto innovativo che è una delle parti fondamentali della competizione First Lego League a cui noi partecipiamo da 4 anni. Quest'anno poi abbiamo vinto la possibilità di andare ai mondiali in Brasile, alla finale internazionale in Brasile, e quindi speriamo insomma di andarci con tutte le possibilità. Da che età? L'età è dai 9 ai 16 anni e ci siamo noi 4 coach, e quindi li alleniamo i ragazzi. Il lavoro dei ragazzi sta proprio nel pensare una soluzione, un metodo per risolvere queste missioni. Le gare sono composte da una parte di gare di robotica, poi c'è anche come abbiamo progettato il nostro robot per fare le varie missioni, e poi c'è una parte di progetto scientifico, ovvero per ogni tema di ogni anno dobbiamo scegliere un progetto diverso e crearlo noi ed esporlo in una giuria. E poi c'è un'ultima giuria che valuta il nostro spirito di squadra e poi tutti insieme si forma il punteggio, diciamo. Se dovessi valutarlo tu, lo spirito di squadra, che punteggio daresti? Su 10 credo. Com'è che ti sei appassionato? All'inizio a me, dato che mi piacevano i Lego, mi piaceva programmare, sono venute e poi comunque ho fatto delle belle amicizie, quindi ho deciso di restare. I giovani che si pongono sulle domande, che funzionano con il